Benvenute colleghe e benvenuti colleghi a OPPV Academy, il podcast ufficiale dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, un nuovo canale dedicato interamente alla nostra formazione continua e all'aggiornamento professionale nei numerosi ambiti della psicologia. Siamo Luca Pezzullo e Fortunata Pizzoferro. e vi accompagniamo in questo viaggio alla scoperta di vecchi e nuovi campi della professione psicologica. In questo ciclo di podcast approfondiamo i temi emergenti che arricchiscono la pratica psicologica contemporanea, dalle nuove aree professionali in crescita all'impatto delle nuove tecnologie, passando per le implicazioni etiche e per le innovazioni metodologiche. Siamo pronti a ispirarci e arricchirci la nostra professione? Benvenuti alla tappa di oggi di questo viaggio insieme. Buongiorno colleghi e colleghe, benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast Academy. Sono Fortunata Pizzoferro e oggi siamo in compagnia della collega Laura Maset. Laura è psicologa e psicoterapeuta, esperta in economia comportamentale ed è già stata in nostra compagnia per un webinar del 2021 dal titolo Economia comportamentale e architettura delle scelte. Benvenuta Laura. Grazie, buongiorno a tutti. In questo episodio approfondiremo i meccanismi del processo decisionale umano, cercando di spiegare come le euristiche e i bias cognitive influenzano le nostre scelte quotidiane. Insieme a Laura discuteremo il potenziale del nudging, ovvero delle cosiddette scelte gentili, per guidare il comportamento umano verso esiti più favorevoli, sia sul piano individuale che su quello collettivo. E infine chiederemo alla nostra ospite degli esempi pratici di come queste strategie vengono applicate in ambiti cruciali come la salute, l'ambiente e l'istruzione. Sono sicura che ci darà degli spunti preziosi su come la psicologia possa inserirsi in diversi contesti umani e sociali per produrre impatti significativi. Allora Laura, per iniziare, potresti spiegarci che cos'è l'economia comportamentale e perché può essere interessante per l'attività lavorativa dello psicologo o della psicologa oggigiorno? Allora, diciamo che l'economia comportamentale è una disciplina che applica i principi delle scienze comportamentali e le conoscenze delle scienze cognitive ai problemi legati alla presa di decisioni, quindi è un po' la scienza delle decisioni, diciamo. Costruisce il suo sapere e la sua comprovata efficacia su due principi. Un fondamento teorico interdisciplinare, per cui attinge da conoscenze in psicologia, in neuroscienze, in sociologia, in economia, in scienze comportamentali e molte altre in funzione dell'ambito in cui viene applicata. E poi vi è un focus sulla corretta definizione del comportamento da studiare, quindi quello che io chiamo il comportamento target, così da permettere poi in fase applicativa, e lo vedremo poi, una modifica comportamentale verso quello che noi chiamiamo il comportamento goal, cioè l'azione desiderata. Dove sta il presupposto base? Il presupposto base è che l'uomo non è un essere totalmente razionale, come diceva l'economia classica, ma che viceversa noi abbiamo una razionalità limitata che porta l'essere umano a compiere delle scelte che sono spesso subottimali, soggette a un errore di giudizio e non in linea con i propri valori. Cosa dice la teoria della razionalità limitata? Si riferisce a quell'idea che nelle decisioni quotidiane, che sono tantissime, gli individui sono spesso limitati nelle loro capacità di elaborare e poi di valutare tutte le informazioni disponibili e poi quindi di prendere delle decisioni che siano veramente razionali. In altre parole, le persone sono razionali in modo limitato a causa di restrizioni cognitive, temporale e delle risorse che hanno a loro disposizione. Diciamo che sono principalmente due i limiti che con cui ci troviamo a dover fare i conti quando prendiamo le decisioni. Un limite cognitivo, per cui noi sappiamo che gli individui hanno delle risorse cognitive che sono limitate e quindi non possiamo analizzare tutte le informazioni disponibili per prendere decisioni ottimali. Di conseguenza cosa facciamo? Semplifichiamo le decisioni utilizzando a volte eccessivamente alcune regole approssimative, quelle che si chiamano euristiche, e poi delle tecniche mnemoniche. E poi un altro limite con cui dobbiamo fare spesso i conti è il limite temporale, nel senso che molto spesso le decisioni devono essere prese in tempi limitati, il che impedisce poi una completa raccolta e analisi di tutte le informazioni che sono rilevanti. Gli studi sul processo decisionale
sono condotti ormai da tantissimi anni, a partire dal premio Nobel israeliano Kahneman, che è mancato recentemente, e che hanno mostrato quanto siamo sempre esposti a dei condizionamenti che possono insidiare in qualche modo la capacità di giudicare e di agire lucidamente. Questi condizionamenti possono essere dovuti o al nostro stesso modo di pensare, ma in realtà sono in gran parte dipendenti dal contesto fisico e verbale in cui ci troviamo a prendere le decisioni. Un secondo premio Nobel successivo a Kahneman, Richard Taylor, ha poi fatto un ulteriore passo avanti, teorizzando delle modalità di intervento che tengono in considerazione proprio questi limiti della capacità decisionale umana. Il principio base di Taylor e del suo collega Sunstein è che tutti noi siamo condizionati da troppe informazioni contrastanti, dalla complessità della vita quotidiana, dall'inerzia che ci appartiene come esseri umani e da una limitata forza di volontà, e che per questo abbiamo bisogno di quello che citava prima Fortunata, una spinta, un nudge, un pungolo che ci indirizzi verso la scelta giusta. L'idea di Taylor è veramente semplice ma potente. Per introdurre pratiche di buona cittadinanza, quindi per aiutare le persone a scegliere il meglio per sé e per la società, dobbiamo imparare a usare a fin di bene questa irrazionalità umana. Allora, quindi se è vero che l'essere umano è un decisore scarso e sempre soggetto delle influenze esterne e interne di cui non è consapevole, il professionista architetto delle scelte ha la possibilità poi di riconoscere queste influenze e di progettare degli ambienti che ne tengono conto, trasformandole quindi in una risorsa. È vero anche che agire sul contesto esterno è solo il primo passo, perché una persona diventi consapevole di come i pungoli contestuali possano aiutarla a funzionare meglio, quindi posso utilizzare questi in modo intenzionale per migliorare la qualità della vita propria e delle persone con cui interagisce. È importante che noi diamo uno sguardo a tutto l'essere intero, quindi al contesto esterno e al contesto interno. Quindi quando io riesco a esplicitare il collegamento fra i valori individuali della persona, quindi che cosa è importante per me, che cosa mi aiuta a funzionare nel modo che per me è più congeniale e che cosa farebbe la persona, il cittadino, il padre, la madre, il figlio che vorrei essere in quella circostanza. Allora, le strategie più adattive e salutari diventano stabili perché sono meno soggette agli umori e ai desideri del momento e dall'altro a un'architettura del contesto che non sempre può essere perfetta perché non sempre è possibile. Questo cosa significa? Significa che nel lavorare sulle decisioni umane io devo prendere in considerazione non solo le persone, ma le persone nei loro contesti di interazioni e non solo le scelte, ma il processo di ma le scelte come un processo. Noi prendiamo costantemente decisioni in tutti i campi della nostra vita privata e lavorativa, per cui è evidente che lo psicologo in qualsiasi ambito lavori viene coinvolto in queste prese decisionali. Per questo gli strumenti sia teorici che pratici dell'economia comportamentali possono essere degli importanti strumenti nella cassetta degli attrezzi. Ci sono tantissimi studi e progetti che si occupano di educazione alle decisioni in ambito evolutivo, dalla seconda infanzia fino all'adolescenza, oppure molteplici interventi in tema di sostenibilità ambientale, quelli che si chiamano i green nudge, cioè quei pungoli che mirano a promuovere comportamenti ecosostenibili, o ancora tantissimi interventi sulla compliance in ambito sanitario, nella gestione dei conflitti, in ambito della prevenzione, in particolar modo nella sicurezza del lavoro, per non parlare di tutti gli studi e interventi nell'ambito delle nuove dipendenze o relativamente alla tematica dell'inclusione oppure legate alla nutrizione. Quindi sono tantissimi gli ambiti in cui l'economia comportamentale può aiutarci e in cui uno psicologo può essere chiamato ad intervenire. Chiarissimo e molto interessante, magari dopo approfondiamo qualcuno di questi ambiti. Adesso mi vorrei soffermare un attimo sui bias cognitivi. Ci sono alcuni degli esempi, ci puoi fare alcuni degli esempi più comuni di bias cognitivi che influenzano il nostro processo decisionale quotidiano? Allora, assolutamente. Allora, tenete conto che i bias sono tantissimi, c'è un'espansione, un catalogo dei bias per cui se digitate su qualsiasi motore di ricerca vi verrà un'infinità di bias. Vi sono alcuni però che sono effettivamente più comuni e che possiamo dire in qualche modo onnipresenti. Io ovviamente ve ne citerò solamente alcuni. Un bias però trasversale, di cui ci rendiamo poco conto, ma che influenza notevolmente le nostre decisioni,
è il bias dell'ancoraggio. Il bias dell'ancoraggio è la tendenza a fare affidamento sulle prime informazioni che noi incontriamo e sulla base di quelle informazioni poi adattiamo tutte le prossime decisioni perché lo prendiamo come punto di riferimento. Questo è tradizionalmente presente nel marketing, per cui viene utilizzato un prezzo, è il primo prezzo che io vedo e poi vado a basare il valore che do ai diversi prodotti in funzione del primo prezzo che ho visto, che non necessariamente però è un prezzo di riferimento utile poi per il confronto con i successivi prodotti. Vi faccio un altro esempio abbastanza emblematico e che è stato molto oggetto di studi. Immaginiamo che voi dobbiate sottoporvi a un intervento chirurgico e il chirurgo vi presenta due opzioni. La prima opzione, che chiamiamo opzione numero 1, è quella in cui il chirurgo vi dice: guardate, questo è un metodo standard, è provato, è testato da migliaia di pazienti e vanta una percentuale di successo del 90%, sebbene il recupero sia lento. La seconda opzione che vi propone il chirurgo è invece legata a un approccio sperimentale con un recupero molto, ma molto più rapido, ma c'è una probabilità del 10% che vada storto. Qual è che trovate più attraente? Nel senso, vi piacerebbe andare sul sicuro oppure giochereste un 10% di probabilità che l'intervento non vada bene, però per una più rapida guarigione? In realtà, come noi analizzando le due opzioni, sono identiche le due opzioni, c'è la stessa probabilità di successo e la stessa probabilità di rischio. Però in funzione di quale delle due viene presentata prima, si è visto che se prima viene presentata l'opzione numero 1, quella diciamo più sicura, con un metodo standard, provato, le persone tenderanno a scegliere quell'opzione, a prendere quell'opzione come riferimento. Quindi il mio riferimento è il metodo standard provato e a considerare molto meno vantaggiosa la seconda opzione e quindi a sceglierla di meno. Viceversa, se presento prima l'opzione numero 2, cioè quella con questo metodo sperimentale, quindi la mia ancora è il metodo sperimentale, l'approccio sperimentale, le persone tenderanno a sceglierla di più rispetto a che venga presentata come seconda opzione, quindi rispetto all'opzione numero 1. Quindi questo per dire che a seconda di come noi presentiamo le informazioni, questo può essere molto importante sia che lavoriamo con dei clienti, sia che lavoriamo con dei pazienti. Quando presentiamo delle opzioni ai nostri interlocutori, possiamo sfruttare a nostro vantaggio questo bias, per cui potremo presentare per prima l'opzione che riteniamo desiderabile, sulla base di quale ipotizziamo che le persone che si trovano di fronte a noi tenderanno ad ancorare il loro metodo di giudizio, e questo permetterà che tutte le informazioni successive in qualche modo possano essere confrontate con l'opzione iniziale. L'ancoraggio è onnipresente e si ritiene che sia la forza trainante di tutta un'altra serie di altri pregiudizi ed euristiche. Un esempio, per esempio, è l'errore di pianificazione. Per esempio, un pregiudizio che descrive come tendiamo a sottovalutare il tempo necessario per compiere un'attività, nonché i costi per farlo. Anche questo immagino sarà una cosa che sarà capitata a tutti. Nel senso che una volta che noi abbiamo stabilito un piano iniziale per completare un progetto, cosa facciamo? Ci ancoriamo ad esso. Il che a sua volta ci rende in qualche modo riluttanti riaggiornare il nostro piano, anche se diventa chiaro che avremo bisogno di più tempo o di un budget più elevato. Quindi vediamo come l'ancora iniziale in qualche modo influenzi poi anche la nostra capacità di prendere delle decisioni laddove il contesto si modifica. Un altro bias in cui siamo soggetti e che come psicologi dobbiamo tenere conto nel nostro rapporto con pazienti, con clienti, è il bias di affinità, che si verifica quando vediamo qualcuno con cui sentiamo di avere un'affinità. Forse perché veniamo dalla stessa città, forse perché veniamo dalla stessa università, forse perché ci ricorda qualcuno che conosciamo e ci piace. E cosa succede? Che questo bias in maniera inconsapevole in qualche modo impatta sulle relazioni con l'altro, nel senso che quando ci relazioniamo con qualcuno con cui sentiamo di avere una certa affinità, le nostre microaffermazioni si manifestano un po' di più di quanto farebbero normalmente. Per esempio, se la persona con cui abbiamo a che fare ci dice che è un po' più nervosa, potremmo per esempio sorridergli di più, oppure offrirgli più parole di incoraggiamento se sentiamo un'affinità con questa persona rispetto al caso in cui, per esempio, non sentissimo la connessione con questa persona. A volte come terapeuti questo magari è un po' un focus su cui dovremmo tornare. Non solo, ma i bias sono molto presenti, anche qui vi sarete resi conto, quando parliamo di attualità.
tendenzialmente, prendiamo ad esempio un argomento molto, molto caldo in quest'ultimo, diciamo, che la cronaca riporta, ci rende più saliente, che è la violenza di genere. Quando parliamo della violenza di genere, siamo molto influenzati da due bias. Da un lato dobbiamo essere cruciali dell'influenza dell'euristica della disponibilità. C'è una caratteristica psicologica che suggerisce come le persone tendono a valutare la probabilità di un evento in base alla facilità con cui possiamo richiamare esempi o informazioni pertinenti alla memoria. Questo comportamento quindi può portare a concentrarci su fatti di cronaca più evidenti, trascurando dei comportamenti potenzialmente più significativi e di maggiore importanza che però sfuggono all'attenzione. Vi faccio un esempio. Prendiamo l'esempio di un docente che si è incaricato di parlare all'interno di una classe della violenza di genere. Prendiamo che questo docente decide di utilizzare le ore di educazione civica per discutere della sola violenza sessuale fisica, che è la tipologia di violenza di genere più dibattuta dai media nazionali, tralasciando suo malgrado una riflessione invece su tutti quei microcomportamenti che sono difficili da richiamare alla memoria, perché magari poco citati dai telegiornali, dalla televisione, dalla stampa, per esempio il catcalling, ma che comunque compongono le dinamiche della violenza. Quindi, nel momento in cui affronto e voglio dibattere temi di attualità, devo tenere conto che le informazioni che voglio condividere possono essere soggetti alla disponibilità con cui io sono entrato in contatto con queste informazioni. Altro bias molto presente è il bias di conferma, che rappresenta la tendenza delle persone ad accogliere e individuare come rilevanti quelle informazioni che coincidono con le proprie convenzioni. Il bias di conferma può poi aiutarci, per esempio, a spiegare come possono ancora essere presenti tutt'oggi ancora forti stereotipi razzisti o sessisti. Perché? Perché, per esempio, una persona sessista può trascurare ogni tipo di evidenza empirica a proposito di donne che siano comunque competenti in ambito STEM, oppure di uomini che siano comunque competenti e in grado di prendersi cura dei propri figli, mentre sarà molto più veloce, in grado di interiorizzare, memorizzare e sentire proprio proprie tutti quei casi invece che dimostrano il contrario. Ugualmente una persona razzista può non notare tutte le persone di un'etnia diversa che lavorano sodo per mantenere la propria famiglia, pagano le tasse, si comportano da onesti cittadini, e andrà a ricercare, presterà molta più attenzione a tutti coloro che, seppur in misura minore, però non lo fanno. Quindi dobbiamo stare attenti anche al modo in cui le informazioni che provengono dall'ambiente esterno, che in questo momento sono tantissime, in realtà possono polarizzarci in una direzione o nell'altra. Quindi ci confermi che i bias sono tutti intorno a noi ed è anche il nostro compito imparare a riconoscerli e a farli riconoscere agli altri. Senti, invece un altro concetto centrale nell'economia comportamentale è quello di nudging. Ci puoi dare una definizione di nudge e in che modo può essere applicato per promuovere scelte migliori? Assolutamente. Allora, uno degli strumenti principe dell'economia comportamentale, quello più diffuso, quello più conosciuto, quello utilizzato molto spesso anche in maniera impropria, è il nudge, quello che chiamiamo la spinta gentile. Come definito da Taylor e Sunstein nel loro libro Nudge, la spinta gentile, sono qualsiasi aspetto dell'architettura delle scelte che altera il comportamento delle persone in un modo prevedibile, senza vietare alcuna opzione o modificare significativamente i loro incentivi economici. Quindi, per poter essere considerato una semplice spinta, l'intervento deve essere facile ed economico da evitare. Quindi il dropout deve essere semplice. Quindi i nudge non sono regole o divieti, per cui, non so, metto la frutta all'altezza degli occhi in una mensa, questa è una spinta gentile. Vietare il cibo spazzatura non è una spinta gentile. Quindi sono degli strumenti che servono a indirizzare le persone verso decisioni che sono più vantaggiose per loro, senza intaccare la loro libertà di scelta, nel pieno del loro interesse personale, e che dovrebbero servire a costruire un mondo più in linea con il modo in cui la mente umana effettivamente funziona. Allora, tecnicamente sono costruiti utilizzando le più recenti scoperte dell'economia comportamentale, quindi le euristiche, i bias, i nostri limiti. Prende anche conoscenze proprio della psicologia sociale, come gli studi sul conformismo, sull'identità sociale dei gruppi,
e dall'utilizzo delle influenze sociali, appunto quelle norme sociali e la pressione del gruppo dei pari. Quindi vediamo come anche i nudge attingono in maniera interdisciplinare. Vi faccio un esempio di nudge diffuso in tutto il mondo e con cui tutti abbiamo a che fare, che è la linea continua tratteggiata in mezzo alla strada. È veramente l'esempio di nudge più comune e a cui sicuramente tutti siamo stati esposti. Pensate che è stata introdotta nel 1917 in diversi stati degli Stati Uniti, a seguito dell'aumento di incidenti causati dalle automobili che invadevano la corsia opposta causando degli incidenti frontali. È stato molto semplice, è stata disegnata una linea bianca al centro della strada che dividesse le carreggiate nelle due direzioni percorribili. Questo indice di percezione visiva ha fatto sì appunto che le persone rimanessero all'interno delle corsie e questo riducesse drasticamente gli incidenti stradali. E l'effetto fu estremamente efficace che la linea bianca fu introdotta rapidamente in tutte le strade del mondo. Quindi per costruire un nudge è di fondamentale importanza individuare il comportamento che voglio modificare, come dicevo il comportamento target, e capire in che direzione vogliamo che cambi, quindi il comportamento goal, per intervenire sull'ambiente. Il nudge interviene sul contesto esterno, in modo da indirizzare le persone verso scelte che siano aquilline con il loro benessere e con il benessere della collettività. Ci sono diversi livelli di intervento per influenzare le decisioni e modificare il comportamento? Assolutamente. Semplificando molto, diciamo che possiamo dividere le tecniche di intervento in 3 grosse macro categorie. La prima è quella delle norme e delle regole, che potremmo racchiudere nella categoria del paternalismo hard, in cui c'è una visione passiva dell'uomo e in cui le scelte sono costantemente guidate dall'ambiente. Spesso c'è un meccanismo punitivo alla base, con tutto quello che ne consegue. L'effetto è limitato e circoscritto, nessun insegnamento di comportamenti alternativi e un innesco di lezioni di evitamento. È vero che questo tipo di intervento ha il vantaggio di essere rapido ed economico. Classico tipo di intervento di questo tipo è l'autovelox. L'autovelox non ti insegna il comportamento alternativo, non ti sta aiutando in una maniera consapevole ad essere in linea con un comportamento più socialmente e civilmente adeguato. Semplicemente l'autovelox è lì, esistono dei programmi, delle app per evitare l'autovelox, io arrivo all'autovelox, rallento e poi accelero, quindi c'è proprio una reattanza rispetto a questo tipo di intervento. È vero che è rapido ed economico come tipo di intervento, quindi diciamo che le norme e le regole hanno questo vantaggio, ma come abbiamo più sperimentato anche sulla nostra pelle, molto spesso sono soggette appunto a evitamento, l'effetto è limitato, è circoscritto, tant'è che molto spesso viene anche abbandonato. C'è poi l'architettura delle scelte, che è quella che consiste nel costruire dei contesti progettati attorno alle persone, per indirizzare e sostenere le buone decisioni. Quindi ci si riferisce tutta alla progettazione e costruzione di un'impalcatura contestuale, quindi del contesto, che favorisca l'emissione di comportamenti che sono funzionali per il benessere dell'individuo. E l'architettura delle scelte, appunto, utilizza, tra le altre cose, come abbiamo visto, i nudge, per indirizzare le persone verso delle scelte che siano meno distorte dai bias. Quindi lavora semplificando le scelte e preservando appunto quella che è la libertà di scelta. La base teorica è quella che potremmo definire il paternalismo libertario. È una filosofia politica che si riferisce all'unione di 2 concetti che vengono comunemente considerati opposti, il libertarismo e il paternalismo. Perché Sunstein e Taylor affermano che l'aspetto libertario delle nostre strategie sta semplicemente nell'insistenza che le persone dovrebbero essere libere di fare ciò che vogliono e di scegliere accordi indesiderati se vogliono farlo. La parte paternalistica del termine invece si trova nell'affermazione che è legittimo per gli architetti delle scelte cercare di influenzare il comportamento delle persone al fine di rendere la loro vita più lunga, più sana e migliore. Questi interventi appunto hanno il vantaggio di richiedere poco impegno e tutto sommato una buona efficacia. È vero anche che la letteratura ci dimostra, e lo vedremo più avanti, come non sempre siano così duraturi nel tempo e influenzino in modo così significativo il cambiamento comportamentale. Gli interventi che invece si dimostrano essere più significativi, più duraturi e più impattanti sono quelli che utilizzano tutti gli strumenti delle scelte del comportamento e che tengono conto anche del mondo interno e del valore degli individui. Quindi aprono il contesto su cui lavorare, non solo al contesto esterno,
ma anche al contesto interno, a quello che è importante per l'individuo in quel momento, secondo i propri valori e secondo la persona che vuole essere. Questo richiama molto tutti i processi dell'ACT. Hanno il vantaggio quindi questi interventi di essere sicuramente più duraturi, sicuramente più coinvolgenti, ma hanno lo svantaggio di avere un costo maggiore in termini di progettazione e di realizzazione, per cui sono degli interventi, per così dire, lungimiranti, ma che molto spesso non vengono presi in considerazione dalle politiche, dalle organizzazioni, proprio perché ne richiedono un maggior costo in termini di progettazione e di implementazione. Quindi mi pare di aver capito che uno dei limiti è il fatto che alcuni interventi non abbiano degli effetti nel lungo termine. Esatto, E esatto. se Dopo mi lo vedremo bene questa cosa, ma è vero, nel senso che i nudge sono semplici, ma la letteratura ci dimostra che hanno anche una durata limitata, perché a un certo punto, se non sono consapevole e non sono in linea con quelli che sono i miei valori e le mie scelte, è vero che c'è un'adesione iniziale, ma poi manca la prosecuzione a questa adesione. Quindi è un'adesione, diciamo, istintiva, ma poi subentrano le abitudini vecchie, mi pare di capire? Esatto, nel senso che manca un po', una consapevolezza e magari alcune scelte poi non sono proprio in linea con quello che sono i miei valori. È vero che molte Mh-mh. scelte sono fatte per inerzia, per cui c'è un'opzione di default e io scelgo quell'opzione e prima che mi renda conto che quell'opzione non va bene può passare del tempo. Ma a lungo termine si osserva magari una minor adesione ad alcune scelte proprio perché manca la componente valoriale e la Mh, di consapevolezza. ho capito. E senti, ci sono altre osservazioni o critiche o limiti rivolti all'economia comportamentale? E eventualmente come si può rispondere a queste preoccupazioni? Assolutamente. Quindi allora, nell'ambito dell'economia comportamentale le critiche maggiori sono rivolte al nudging, un po' quello di cui parlavamo. Proprio recentemente è stato pubblicato un articolo su Wall Street Journal, a fine maggio, dal titolo "The Problem with Behavioral Nudge", che ha scatenato reazioni e commenti da parte degli esperti del settore e non solo. Prendo questo esempio perché è il più recente, ma in realtà solleva, alcune critiche che sono da tempo, presenti nel settore. Insomma, l'articolo va ad analizzare i benefici che possono avere i nudge nella modifica del comportamento nel lungo periodo, insomma, un po' quello che dicevamo prima. Diciamo che questa criticità, cioè quanto dura la modifica comportamentale nel tempo, rappresenta una delle critiche mosse al nudging, nel senso che gli autori, attraverso analisi della letteratura e i loro studi, sostengono che i nudge sono efficaci prevalentemente o nel breve periodo, piuttosto che nel lungo periodo, oppure quando si riferiscono a decisioni prese una tantum o rare. Ad esempio, c'è il caso della donazione degli organi. Per esempio, si è visto che nei paesi in cui l'opzione di default è l'essere donatori e quindi io devo fare un'azione di uscita da questa decisione e per cui questo mi richiede uno sforzo cognitivo, uno sforzo di tempo e quindi devo andare contro la mia inerzia, l'adesione alla donazione degli organi è maggiore. Però una decisione una tantum, una decisione rara. Mentre decisioni quotidiane nel lungo periodo sembrano avere un effetto minimo o comunque non duraturo quando indotte da nudge. Quello che gli autori osservano è che laddove la scelta delle persone avviene per opzioni default, che è uno dei nudge più utilizzati, c'è un'iniziale maggiore adesione che però come vi dicevo, non si mantiene nel tempo. Diversamente a quando le persone operano, una scelta in modo consapevole, magari inizialmente c'è una minore adesione, ma poi l'aderenza è maggiore. E perché le persone non seguono le scelte che sono state in qualche modo guidate da queste spinte? Diciamo, gli autori sostengono che quando le persone vengono sottilmente guidate verso alcune opzioni, questa decisione viene presa con il pilota automatico. E quindi la mancanza di sforzo cosciente, a lungo andare, quando questa decisione avviene in maniera automatica, potrebbe portare le persone a sentirsi non proprio connesse con le proprie scelte, quindi riducendo potenzialmente il loro coinvolgimento con esse. Si è visto per esempio nelle mense. Cioè se io tutti i giorni propongo, per esempio prima le scelte salutari e poi le scelte meno salutari, a lungo andare si è visto, nel lungo tempo, che l'abitudine comunque a preferire alcuni snack, alcune cose che non sono propriamente salutari, a un certo punto riemerge, perché le persone si rendono conto di non aver scelto consapevolmente un cibo salutare rispetto ad un altro. E quindi questo solleva ogni sorta di domanda su quei programmi sociali che sono progettati utilizzando dei nudge
per aiutare le persone a fare scelte migliori. Nel senso che sebbene i nudge possano essere una potente leva per aumentare l'adesione a questi programmi sociali, gli organizzatori, chi programma il programma sociale, scusate il gioco di parole, non dovrebbe però confondere la popolarità dell'adesione al piano con la quantità di persone che lo utilizzano effettivamente. Perché come dimostrano gli studi, i nudge possono aumentare la popolarità di un piano, di un progetto sociale, ma diminuiscono poi nel tempo le quantità di persone che lo utilizzano effettivamente o nella maniera con cui è stato progettato questa cosa. Per cui incoraggiare le persone a risparmiare per la pensione, un tipico esempio di nudge e di progetto sociale utilizzato in America. Per cui appunto dicevo, attraverso i nudge per esempio puoi aumentare i tassi di partecipazione iniziale, ma potrebbe non tradursi nel tempo in un impegno duraturo da parte delle persone, in abitudini finanziarie che siano prudenti in funzione proprio di una visione più lunga rispetto al proprio futuro. Quindi una spinta potrebbe convincere le persone a iscriversi, ma non le fa sentire proprietarie, per così dire, di quella scelta, come se la scelta non fosse davvero loro, e quindi non è detto che la seguano nella misura in cui è stata pensata inizialmente. Per cui quando progettiamo i nudge, l'attenzione quindi dovrebbe spostarsi verso l'aiutare gli individui a portare a termine le loro decisioni, integrando i nudge con delle strategie che promuovano poi un impegno duraturo e un cambiamento duraturo del comportamento. Lo stesso Sunstein ha riconosciuto, che vi ricordate essere l'autore insieme a Tyler di nudge, della spinta gentile, che effettivamente i nudge potrebbero non essere così efficaci o meno efficaci del previsto. Lui ha identificato 4 motivi, nel senso che alcuni nudge sono strutturati in modo troppo complesso, per cui le persone non usufruiscono dei servizi a causa della complessità con cui sono stati costruiti. Poi effettivamente alcuni nudge hanno effetti solo a breve termine, alcuni nudge addirittura producono reattanza, cioè le persone si ribellano per mantenere il controllo delle loro scelte, e alcuni nudge producono addirittura comportamenti di compensazione, cioè un effetto boomerang. Per poterla avverare in modo efficace, l'abbiamo visto, sulla modifica del comportamento, ok, utilizzare i nudge come uno strumento, ma dobbiamo fare riferimento a un lavoro più approfondito e complesso, che parte da un'analisi funzionale del contesto, per cui io devo identificare quale comportamento voglio raggiungere, chi prende le decisioni, dove vengono prese le decisioni, quando vengono prese le decisioni, per poi capire come vengono prese le decisioni, quali sono le motivazioni sottostanti. E una volta eseguita questa analisi, il processo di intervento lavorerà su 3 livelli: a livello comportamentale, posso utilizzare i nudge, ma a livello anche di cognizione e a livello di consapevolezza. Quindi è chiaro che gli strumenti del nudging sono utili, ma non sono l'unico strumento per modificare il comportamento, soprattutto quando abbiamo visto questi comportamenti devono essere sostenuti nel lungo periodo. Un'altra critica riguarda il presupposto che sta alla base del nudging, secondo cui i decisori umani devono essere guidati verso scelte migliori. Qualcuno si chiede, ma invece di sminuire le capacità decisionali delle persone e cercare di manipolare il loro comportamento, non dovremmo concentrarci sul miglioramento delle competenze esistenti e consentire loro di fare scelte più informate? Questo ragionamento ha portato alla proposta di una strategia alternativa per il cambiamento comportamentale che viene utilizzata all'interno dell'economia comportamentale e l'architettura delle scelte, che è il boosting, che a differenza del nudge non interviene sull'ambiente per generare il cambiamento, ma mira a potenziare gli individui per permettere loro di decidere e di agire in modo più consapevole ed efficace. Cioè, cosa sostiene il boosting? Il boosting sostiene che la razionalità limitata in qualche modo non va aggirata, ma è malleabile, e le persone quindi possono imparare come superare i propri naturali trabocchetti cognitivi. Quindi per cambiare i comportamenti è utile concentrarci sulle capacità del decisore e sulle sue azioni, e quindi educare in qualche modo il decisore a utilizzare questa sua razionalità limitata. Vedete, questo non è nella cassetta degli attrezzi dell'architetto delle scelte. Questo può essere uno strumento da utilizzare in maniera alternativa, in funzione del contesto, insieme al nudging. Sono molti gli strumenti che possiamo utilizzare. La forza e il punto che ci permette di ottenere un cambiamento duraturo è proprio la possibilità di avere
numerose alternative, numerose scelte che tengano conto di come siamo, di dove vogliamo andare e in che contesto sociale, culturale, linguistico noi ci muoviamo. Beh, devo dire che la teoria dell'economia comportamentale, nudge, è interessantissima, credo che abbia delle potenzialità enormi. Ti andrebbe di raccontarci, se ce l'hai, un esempio di come poi sia stata applicata in un ambito come quello della salute? Assolutamente, guarda, recentemente come a Better Place abbiamo sviluppato un progetto presso il Policlinico di Milano, con lo scopo di individuare e mettere in atto delle comunicazioni all'interno delle sale d'attesa delle unità pediatriche della struttura, e affinché i bambini e gli adolescenti con disturbi dello spettro autistico, o altri disturbi del neurosviluppo, in realtà ci siamo concentrati sui disturbi dello spettro, e per i loro accompagnatori che spesso si trovano a frequentare queste aree, potessero vivere il momento dell'attesa nel modo migliore possibile. Questo obiettivo nasce da alcuni episodi accaduti appunto al Policlinico, dove specialmente bambini o ragazzi con autismo hanno avuto delle crisi comportamentali date dalla natura dell'esperienza che stavano vivendo, quindi la lunga attesa, l'incertezza della visita, dal contesto ospedaliero che al tempo stesso è ricco di stimoli, ma è anche molto asettico. L'intervento è stato strutturato come una co-costruzione di materiali, avvenuta insieme ai tecnici specifici di ogni reparto. Quindi questo mette in luce come, gli interventi e la progettazione degli interventi richiedono sempre delle skills, delle competenze specifiche, per cui c'è un lavoro di squadra con l'azienda, il servizio con cui ci interfacciamo. Tutto questo appunto per ottimizzare l'esperienza del paziente in modo da ridurre le probabilità che avvengano le crisi comportamentali. Nel nostro caso abbiamo lavorato sulla sala d'attesa del pronto soccorso pediatrico, nella radiologia pediatrica, nella radiologia, in particolar modo per risonanza magnetica o elettroencefalogramma, e nell'area dei prelievi o delle vaccinazioni. Per esempio, nel caso della sala d'attesa del pronto soccorso è stato creato un cartellone da applicare nella stanza con alcuni consigli per i caregiver e gli altri pazienti che potrebbero assistere a crisi comportamentali, quindi informiamo. Poi abbiamo creato un altro cartellone con una storia che permettesse di capire ai frequentatori dell'ospedale non affetti da disturbo dello spettro cosa potesse voler dire per un paziente affetto da autismo una visita all'ospedale. Quindi abbiamo creato una consapevolezza. Poi abbiamo creato un documento di linee guida, in realtà utile a chiunque, quindi non solo al target specifico, per massimizzare la probabilità di evitare imprevisti e preparare la visita in ospedale. Qui il documento viene spedito in modo automatico a chi prenoti online. Qui non c'è nessuno sforzo, c'è un'inerzia, proprio di default viene inviato a chiunque prenoti una visita online. Poi per ogni servizio è stata creata una brochure, sia digitale che fisica, con l'obiettivo di anticipare le modalità dell'intervento, così da preparare al meglio il paziente e il caregiver all'esame. Nuovamente rendiamo consapevolezza di quello che succederà. Poi per ogni esame è stata creata una cartolina su alcuni modelli che loro già utilizzavano e quindi già conosciuti, per migliorare i tempi di attesa e allo stesso tempo per ottenere alcune informazioni che potessero essere utili al medico e al tecnico dell'esame, in modo da rendere la visita più piacevole per il paziente, quindi da personalizzare un po' l'esperienza in funzione delle caratteristiche del bambino o dell'adolescente. Poi come ultimo sono stati sviluppati dei biglietti forniti di un QR code da posizionare all'interno dell'ospedale con l'obiettivo, in questo caso, di aumentare le competenze dei medici, degli infermieri e dei tecnici, perché nel momento in cui inquadro il QR code, questo rimanda a un file contenente una serie di informazioni di carattere generale sui bambini e adolescenti con disturbo dello spettro e diciamo delle best practice con cui approcciarsi a loro, che sono un po' le stesse che sono contenute poi all'interno del cartellone. In tutto ciò è stato creato un personaggio che un po' fa un fil rouge di tutto quanto, che è un pinguino all'equatore, come accompagnatore di tutto questo percorso, per aiutare i bambini nello specifico a identificarsi meglio e a facilitare poi loro la lettura o il coinvolgimento dei materiali, o il caregiver qualora si occupasse lui di questo. E ogni materiale si collega all'altro grazie a link, a QR code e a simboli. Questo è un progetto che in realtà ha l'obiettivo di essere scalabile anche in altri contesti, che ha l'obiettivo appunto di intervenire in una situazione molto frequente per bambini con disturbi dello spettro, disturbi del neurosviluppo, in cui sappiamo che c'è una comorbidità con condizioni mediche e che richiedono spesso visite, esami, in un contesto
come l'ospedale, che è un contesto molto difficile per la gestione comportamentale. Ecco, questo è un esempio di un intervento nell'ambito della salute. È molto bello come la psicologia possa intervenire in qualunque ambito della vita umana, anche perché quotidianamente e in tutti i settori noi siamo chiamati a fare scelte. Sì, prima di salutarci, mi piacerebbe dare uno sguardo al futuro. Come vedi evolvere questo settore nei prossimi anni? Quali nuove aree potrebbero emergere come terreno fertile per questo approccio? Anche per dare qualche spunto ai colleghi che magari vogliono approfondire la teoria. Allora, diciamo che l'economia comportamentale sta facendo dei passi enormi, nel senso che sta uscendo dai laboratori e dagli ambiti della ricerca per uscire così nel mondo quotidiano, per uscire. E diciamo l'evoluzione maggiore è questa. I passi che si possono fare nel mondo reale e uscire dai laboratori, tutto quello che si stanno dicendo in questo momento gli accademici che si occupano di questo. Quindi applichiamo la ricerca e allarghiamo la ricerca al contesto in cui ci troviamo, sia dell'individuo che culturale. Se volessimo concentrarci su alcuni ambiti, sicuramente un grosso interesse in questo momento riveste il ruolo che gli algoritmi e l'intelligenza artificiale stanno assumendo nel dirigere le nostre scelte quotidiane, e molti sono gli interrogativi su come possono guidare i nostri comportamenti per il benessere del singolo e della collettività. E stupisce sapere come c'è pochissima progettazione dietro questo, rispetto appunto a come gli algoritmi funzionano nel indirizzare le nostre decisioni. Pensiamo a quanto appunto gli algoritmi stessi sono diventati prevalenti nel nostro processo decisionale quotidiano. Ci orientiamo in una città attraverso il GPS, determiniamo le nostre scelte di intrattenimento nei servizi di streaming come Spotify, e in generale modellano il nostro comportamento online, perché ci propongono, vi ricordate l'euristica della disponibilità, una serie di informazioni che ci permettono che ci vengono alla mente facilmente, che quindi indirizzano le nostre scelte. Tutti questi algoritmi sarebbero progettati per facilitare la scelta da parte degli esseri umani. Come vi dicevo, considerando ciò, però, è sorprendente scoprire invece quanta poca ricerca sul comportamento umano normalmente venga coinvolta nella loro progettazione. Il risultato è che gli algoritmi sono in realtà in questo momento più adatti ad assistere un agente razionale che un essere umano a razionalità limitata. E Netflix è un esempio emblematico a cui saremmo stati sottoposti tutti quanti, se non con Netflix, con Io sicuro. quindi ci dirai se effettivamente è così. Sul proprio sito web Netflix afferma che il suo algoritmo di raccomandazione, per così dire, si sforza di aiutare gli utenti a trovare un programma con cui divertirsi con il minimo sforzo. Eppure è stato fatto uno studio che ha rivelato che l'utente medio di Netflix impiega circa 18 minuti per scegliere un programma da guardare. C'è un nome a tutto questo, che è l'overload choice, cioè il nostro sistema è appunto in overload perché abbiamo troppa scelta. Immagina se utilizzassimo la scelta comportamentale per informare la programmazione degli algoritmi. Potremmo quindi progettare degli algoritmi che migliorino effettivamente le decisioni prese dai veri esseri umani. Vi ricordate, uno dei nostri limiti è il tempo, e quanto noi saremo contenti del risultato. Sicuramente, forse non dovremo più passare un'intera serata a scegliere cosa guardare su Netflix. Assolutamente, salvami. Ecco, benissimo. Per non pensare poi all'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale sta prendendo ampio spazio in tantissimi campi. Ci sono sistemi autonomi o semi-autonomi dotati di intelligenza artificiale che rapidamente sono diventate parti integranti della nostra vita, e non c'è alcuna aspettativa plausibile che ci dica che la tendenza si inverta. Due di questi aspetti riguardano il comportamento. Il primo è legato a tutto l'ambito dell'interazione uomo-macchina. Dalla diagnostica medica basata sull'intelligenza artificiale che guida le decisioni, alle previsioni finanziarie, gli esseri umani prendono decisioni importantissime con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Gli sviluppi nei veicoli e negli apparecchi autonomi hanno portato a notevoli preoccupazioni su come gli esseri umani percepiscono questi sistemi e su come i loro processi decisionali ne vengano influenzati. Pertanto il comportamento umano e l'interazione con la macchina dovrebbe avere una priorità, e l'avrà nell'ambito della ricerca comportamentale. Da un altro lato ci sono tutti quegli aspetti che riguardano quei sistemi completamente autonomi. In molti casi, come nella robotica, le macchine sono progettate per essere le uniche a decidere, soprattutto considerate come più efficienti e più veloci. Tuttavia non è sempre possibile prevedere tutti i possibili esiti di questi processi in ambienti complessi.
che una delle principali preoccupazioni in questa linea si riferisce alla misura in cui questi sistemi possono essere costruiti per rimanere sempre entro limiti morali ed etici. Pertanto, quindi quello che si chiama il machine behavior merita di per sé di essere un nuovo ambito prioritario di ricerca dell'economia comportamentale. C'è tantissimo fermento rispetto a tutti questi aspetti, quindi a come l'intelligenza artificiale stia guidando le decisioni o prenda delle decisioni e di come l'intelligenza artificiale possa essere la stessa cieca rispetto all'irrazionalità umana. Altro ambito attuale e futura applicazione dell'economia comportamentale è la sostenibilità ambientale, nel senso che il cambiamento climatico in questo momento è una delle maggiori sfide della contemporaneità, quella che coinvolge e chiama in causa in maniera indistinta tutta la popolazione a livello globale. Sempre più persone stanno prendendo coscienza delle emergenze in corso e i governi sono chiamati a intervenire con nuovi modelli energetici e politiche pubbliche per la sostenibilità informate dalla conoscenza del comportamento umano. Ognuno di noi nel proprio piccolo può far seguito alle intenzioni con i propri comportamenti quotidiani, ma sempre di più abbiamo bisogno di conoscere i contesti che facilitano le nostre decisioni migliori. La scelta dei singoli individui è determinante nel promuovere dei modelli di economia circolare, di sharing economy, che si contrappongono alle logiche di sfruttamento intensivo. E le aziende stanno diventando sempre più sensibili a queste richieste dei consumatori e tendono a cambiare dei modelli produttivi se questo rappresenta un valore aggiunto per i propri clienti. Le aziende stanno già modellando i comportamenti di acquisto e quindi come psicologi che lavorano in questo ambito potremmo sostenere e incoraggiare l'azienda nel modellare i comportamenti di salvaguardia dell'ambiente e della società. Teniamo conto che in questo momento le organizzazioni che interagiscono in maniera digitale con i propri clienti dispongono di quello che si chiama un surplus comportamentale, cioè è un termine coniato dalla Zuboff. Questo descrive la concentrazione di informazioni in eccesso che le aziende hanno acquisito sui consumatori, che vanno ben oltre quello di cui hanno bisogno per migliorare i loro prodotti e servizi. Potremmo aiutare le aziende a rendersi conto di come queste informazioni possono essere utilizzate per prevedere e orientare il comportamento di acquisto futuro e lanciare nuovi prodotti che siano più sostenibili, cioè nel senso che queste aziende che hanno questo surplus comportamentale potrebbero e dovrebbero, mi permetto di dire, usarlo per un bene superiore, cioè che è quello di creare quello che si chiama il surplus sociale, cioè la somma dei benefici che vanno alla società promuovendo vitalità economica, sostenibilità ambientale, benessere per tutta la vita, accesso, equità e inclusione, capacità etica e progresso sociale. Cioè quindi le aziende potrebbero utilizzare i propri dati comportamentali per spingere in modo gentile i clienti verso scelte più sostenibili, creando così un circolo virtuoso in cui la domanda del mercato per le offerte sostenibili aumenta e quindi aiuta in questo modo la società a raggiungere obiettivi di sostenibilità. Un surplus sociale generativo va a vantaggio dei consumatori, degli azionisti, della società nel suo insieme. Sono tantissime le strategie che possono essere utilizzate per promuovere e coinvolgere i clienti all'interno di questo contesto che è la sostenibilità. Mi permetto di dire un ultimo ambito su cui stiamo lavorando e a cui teniamo particolarmente, che magari viene poco collegato all'economia comportamentale, ma che in realtà ha molto a che fare con esso, che è la decision education. Quindi mi sposto un po' sull'ambito educativo e scolastico, che è un approccio innovativo che si è originato ormai ben 10 anni fa negli Stati Uniti, con l'obiettivo di impartire a studenti le competenze indispensabili per compiere decisioni ponderate, amalghe per i principi di psicologia, neuroscienza, appunto economia comportamentale, con l'obiettivo di diffondere una cultura decisionale consapevole, sottolineando l'impatto nei giovani che le scelte hanno sulla salute fisica, sociale e psicologica. Nell'ambito dell'adolescenza le decisioni acquisiscono rilevanza critica nel plasmare quello che sarà il corso della vita. I programmi di decision education che sono attualmente implementati evidenziano dei benefici concreti in diversi contesti: la sostenibilità, l'inclusione, l'apprendimento, la prevenzione di comportamenti rischiosi, la prevenzione dell'abbandono scolastico. Lo stesso Kahneman e Taylor avvalorano la necessità di impartire l'arte della decisione sin dall'infanzia, riconoscendo essenziale acquisire delle competenze decisionali per un'esistenza più appagante
più in linea con quello che vorremmo essere e una società più progredita. La chiamata all'azione emerge con nitidezza, c'è un imperativo coadiuvare gli studenti nell'acquisire efficacia decisionale fin dall'ambito scolastico. Teniamo conto che i nostri ragazzi, i nostri adolescenti sono sottoposti a un'acquisizione e una disponibilità di informazione enorme, quindi è necessario aiutarli a sviluppare un'alfabetizzazione dei dati e utilizzare questi dati per prendere delle decisioni che poi possono essere in linea con quello che loro stessi vorrebbero essere. E questi sono alcuni proprio veramente delle pillole di possibili scenari in cui l'economia comportamentale sarà chiamata a intervenire, nei quali esperti della relazione del comportamento umano, come noi psicologi, abbiamo un ruolo chiave nel contribuire alla creazione di contesti interni ed esterni che spingano gentilmente verso il benessere individuale della collettività. È una chiamata a cui non possiamo sottrarci, mi verrebbe quasi da dire. Beh, Laura, grazie per averci accompagnato in questo mondo così affascinante, come dicevi, con le applicazioni innumerevoli, sbocchi incredibili per la nostra professione, e invito le colleghe e i colleghi che comunque vogliono approfondire questa tematica, andare a recuperare il mini corso che abbiamo fatto nel 2021 in 2 episodi dal titolo Economia comportamentale e architettura delle scelte, dove potranno trovare circa 5 ore di formazione, dove è già possibile avere un'ampia, diciamo, panoramica di questa teoria. Webinar che avevi tenuto insieme alla collega Giulia Musso. Quindi grazie ancora per aver partecipato a questa puntata del podcast. Vi do appuntamento a un prossimo incontro con OPPV Academy. Arrivederci. Hai ascoltato una puntata di OBBV Academy. È stato un piacere condividere insieme le ultime novità e gli spunti di riflessione sul mondo della psicologia professionale. Lo scambio professionale e l'aggiornamento costante sono infatti i pilastri su cui costruire una pratica professionale efficace e responsabile. Siamo Fortunata Pizzoferro E Luca Pezzullo. Ti invitiamo a rimanere con noi per la prossima puntata del podcast e a esplorare anche i webinar di approfondimento che puoi trovare nella piattaforma di formazione digitale dell'Ordine, formazione.ordinepsicologiveneto.it. Continueremo a esplorare insieme le frontiere della psicologia professionale. A presto.